Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Apriamo con la tragedia di ieri dello Yoff Fuart. Federico e Carlo, prima ancora che profondi conoscitori della montagna, erano due persone che la amavano profondamente. Per loro la montagna era vita. Tra gli amici e i colleghi che oggi piangono la scomparsa di Carlo Picotti e Federico De Luisa c'è anche questo pensiero dominante. Anche da parte di Andrea Polo, lo sci alpinista che era con loro e che è sopravvissuto alla tragedia sullo Yoff Fuart ieri mattina. Fare quella discesa per noi era un sogno, ci ha raccontato. È difficile spiegare cosa sia un sogno consapevole come quello che ti porta a cercare un'impresa in montagna. Se parli solo di sogno non si pensa a quanta attenzione, a quanto amore e preparazione ci siano dietro. Se parli solo di consapevolezza del rischio di fronte a una tragedia di questo genere, rischi di sembrare freddo o troppo razionale. E nessuno di questi estremi è veritiero. Andrea Polo è rimasto fuori dalla valanga sotto la quale sono morti Federico De Luisa e Carlo Picotti ieri mattina sullo Yoff Fuart. A lui toccherà ora confrontarsi con la montagna e farci conti, ma lo diciamo subito, non ci sarà mai rabbia nel guardarla o parlarle. Sarà un percorso intimo che forse è già cominciato e che lo riporterà sicuramente sulle montagne, l'amore di una vita, elaborando e cercando di fare tesoro di quello che è successo, quella frazione di secondo che ha cambiato tutto, che ha cambiato un sogno in tragedia. Ci affida a poche parole, lo shock è grande come una montagna appunto, ma come di fronte a una montagna ci dice forse non ci sono poi molte cose da dire. C'è il suo dolore per l'immagine di una tragedia a cui ha assistito impotente dopo poche centinaia di metri di discesa, racconta. C'è quello per i familiari e gli amici più stretti che subiscono le conseguenze di questa nostra voglia di vivere, dice. Talmente forte quella voglia che accetti anche di correre qualche rischio, lo conosci, lo studi, lo rispetti, non vai in giro a caso e questi due erano l'archetipo di chi la montagna la conosce. Ma poi quando parti è chiaro che non pensi di andarla a trovare la morte. È un confine sottile, ti prepari per una vita, ti godi il momento durante e quel momento era bellissimo. Aspettavano da tempo di realizzare questo sogno e quella di ieri sembrava la giornata perfetta per la discesa. Tutti e tre sapevamo che era impegnativa e potenzialmente pericolosa, tutti e tre la sognavamo. Come dicevo con un amico ieri, aggiunge, la montagna ti dà e ti toglie per quanto atroce sia per chi sta vicino e ci vuole bene. In questa giornata però vorrei restasse un pensiero, chiude. Quei due ragazzi hanno amato tanto la montagna, per loro la montagna era vita. Ancora cronaca, intervento alle 9 di oggi per il recupero di una persona caduta dal ponte della ciclabile Cottura all'altezza di Altura a Trieste. La persona caduta risulta molto grave a causa delle ferite riportate. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Muggia e il nucleo SAF Speleo Alpino Fluviale, oltre al personale sanitario inviato dalla centrale Sores di Palmanova, alla Polizia di Stato e ai volontari di soccorso alpino. La volante della questura di Pordenone è intervenuta nel mese di aprile ben 7 volte per segnalazioni relative a un 51enne cittadino indiano, dedito all'assunzione smodata di alcol e che in stato di alterazione creava allarme tra le persone per gli atteggiamenti che assumeva per le strade e le piazze del capoluogo. Attivato l'ufficio immigrazione che ha accertato come il cittadino indiano si fosse dimesso dal proprio rapporto di lavoro, finendo anche con far scadere il relativo permesso di soggiorno. L'uomo era stato destinatario anche di un foglio di via dal comune di Pordenone con intimazione a ritornare nel comune di provenienza. Ciò nonostante si recava spesso nel capoluogo dove si ubriacava, per poi stramazzare a terra nei posti più impensabili. L'ufficio immigrazione della questura ha riscontrato ben 30 accessi al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pordenone per ubriachezza molesta e con decine e decine di interventi da parte delle pattuglie delle volanti, distogliendo risorse istituzionali sia per quanto concerne gli aspetti sanitari riconducibili alla pandemia in atto e sia per quelli relativi alla sicurezza, distogliendo gli agenti di polizia dai dispositivi di vigilanza e controllo del territorio. Per l'uomo è scattato il decreto di espulsione ed è stato portato presso il centro di permanenza per il rimpatrio di Milano. Denunciato ieri sera dalla Polizia di Stato un triestino del 2002 già noto alle forze dell'ordine per danneggiamento aggravato. Senza alcun motivo apparente ha danneggiato un portone di un condominio di Viale Sanzio e vi si è allontanato. Il suo operato è stato notato da un residente che ha contattato la sala operativa della questura tramite il 112. Il personale della squadra volante intervenuto ha effettuato dei controlli in zona e poco dopo l'ha notato in Viale delle Linfe. È stato fermato, identificato e ricostruito l'episodio, è stato denunciato alla locale procura della Repubblica. Le prime riaperture decise dal governo hanno riscosso soddisfazione in Coldiretti, non in Confindustria, dove da Pozzo teme disparità tra chi potrà usufruire di spazi esterni e chi no.
La Coldiretti esprime soddisfazione per le prime riaperture da fine aprile che consentono, spiega la presidente dell'Associazione Terra Nostra Giorgia De Luca, di recuperare quel minimo di liquidità per una ripartenza che non sarà facile, ma che è comunque ancora possibile. Nell'anno della pandemia, da marzo 2020 a marzo 2021, le perdite di fatturato degli agriturismi del Friuli Venezia Giulia si attestano tra il 60% e l'80%. Un messaggio di speranza, quindi, quello della Coldiretti FVG, che associa in regione 343 agriturismi, di cui 243 con ristorazione. Se i pasti a domicilio e il takeaway nel 2020 hanno dato sollievo economico e carica emotiva, nel 2021 diverse realtà hanno rinunciato ad attivarsi perché alternative economicamente poco sostenibili nel complesso. Gli imprenditori agrituristici confidano ora nella riapertura continuativa, afferma ancora De Luca, ritenendo le aperture a singhiozzo più un danno che un utile. In una recente indagine, Coldiretti Nazionale ha denunciato la perdita di 1,2 miliardi di euro per 24.000 agriturismi dall'inizio della pandemia in Italia ed ha evidenziato che con le chiusure di aprile salgono a 1,1 milioni di tonnellate i cibi e i vini invenduti dal lockdown 2020 per il crollo dell'attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi che travolge a valanga interi settori dell'agroalimentare made in Italy. Al danno economico e occupazionale si aggiunge il rischio di estinzione per oltre 5.000 specialità dell'enogastronomia locale. Il presidente regionale di Confcommercio Giovanni D'Apozzo commenta invece con moderata soddisfazione le prime riaperture e denuncia la disparità tra chi potrà usufruire di spazi esterni per organizzare le cene e chi invece verrà tagliato fuori semplicemente perché il suo servizio è organizzato all'interno. È il marina più grande d'Italia, ma rischia di far navigare i suoi clienti solo con l'alta marea e per chi ha una vela, il 50% dei diportisti, il problema resta per il ripescaggio più profondo. A chiedere un intervento risolutivo alle porte della stagione estiva sono gli operatori turistici di Aprilia Marittima. Il nodo è quello dei dragaggi. Pronto per la stagione estiva il marina più grande d'Italia ad Aprilia Marittima, la Tisana, con i suoi oltre 2000 posti barca, a cui si aggiungono quelli di Lignano Sabbiadoro. Nessuno dei clienti, il 50% sono stranieri, ha disdetto il contratto, contrariamente a quello che è accaduto, ad esempio, in alcuni marina di Aquileia. La paura degli operatori turistici, però, come spiega il presidente della società Aprilia Marittima, Eugenio Toso, è quella della limitazione nei movimenti, non dettata dai colori della regione, ma dai canali non dragati. Sono ormai 3 anni che non si puliscono 2 direttrici strategiche, spiega Toso, il Coron che porta in laguna e quindi al mare e il Salisia che porta invece nella zona dello Stella. Le barche devono uscire dal porto solo con l'alta marea e per le vele il problema resta comunque perché hanno un pescaggio che varia da 1,80 m per le più piccole fino a 2,80 m per le più grandi. C'è il rischio che non possano navigare. Questo ci preoccupa molto perché il 50% dei nostri posti barca è occupato da clienti che posseggono una vela. Per un'ottimale navigazione, continua Toso, sarebbe necessario dragare 10.000 metri cubi di fanghi all'anno regolarmente. Siamo in stretto contatto con la regione per cercare una via d'uscita, consci che non si tratta di un problema di facile risoluzione. E sul nodo dragaggi la Regione è fortemente impegnata sia a livello ministeriale che politico per dare risposte concrete alle istanze non solo dei marina ma anche del mondo della pesca e degli imprenditori che operano a Porto Nogaro. La prossima settimana nella sede di via Sabadini della Regione si terrà non a caso un tavolo di confronto con la presenza dei prefetti di Udine e di Gorizia, un incontro fortemente voluto anche da Confindustria Udine. Sarà occasione per riflettere sulle capacità umane di rinascere e ripensarsi la 17ª mostra d'arte di Illegio che sarà aperta al pubblico dal 16 maggio al 17 ottobre. Cambiare è il titolo della rassegna che propone 30 opere di provenienza internazionale, la maggior parte delle quali non sono mai state viste in Italia e alcune totalmente inedite. Cambiare è il titolo della 17ª mostra d'arte di Illegio che sarà aperta al pubblico domenica 16 maggio. La rassegna, che è frutto della partnership del Borgo Carnico con musei e collezionisti di tutta Europa, ospita 30 capolavori di provenienza internazionale, la maggior parte dei quali non sono mai stati visti prima ad oggi in Italia e altri totalmente inediti e che mettono in scena mezzo millennio di bellezza. Opere anche dei più grandi autori della storia dell'arte. Basta, per fare un esempio, pensare a 2 Van Dyck, a un Tintoretto, ma anche a un Giacomo Balla o a 2 Claude Monet, fra le tante opere, e alcuni quadri di pittori inglesi fiabeschi che raccontano metamorfosi antiche o favole senza tempo.
affascinandoci. La rassegna, che rimarrà aperta fino al 17 ottobre, è composta da 4 sezioni, dalle quali emerge un messaggio per il mondo che, messo duramente alla prova dalla pandemia, trova il coraggio di rinascere e ripensarsi. In fondo vivere vuol dire essere pronti a cambiare, e soltanto l'inerte che non cambia mai e resta sempre uguale a se stesso. Se si dipingono immagini di cambiamento, in fondo è perché l'anima non cambi in peggio a causa delle brutte storie che talvolta dobbiamo attraversare. Ad Illeggio impareremo anche questo. Vi aspettiamo. Siamo allo sport, nuovo record mondiale per l'atleta friulano paralimpico del nuoto Antonio Fantini, 19enne originario di Latisana, impegnato nel World Series Lignano 2021 Bella Italia Village, ha portato a casa il world record dei 100 metri stile libero. Grazie al supporto della Danieli Di Butrio, Antonio Fantin, assieme ad altri 35 atleti della nazionale da lunedì scorso, è impegnato a Lignano nel Danieli Training Camp, nel quale gli azzurri si sono ritrovati tutti insieme nella dopo un anno. Ieri, in occasione della conferenza dedicata al collegiale, lo abbiamo incontrato. Antonio Fantin, originario di Latisana, 3 volte campione mondiale, 4 volte campione europeo, ci si avvicina alle Olimpiadi e c'è un importante appuntamento proprio qui, nella regione dove peraltro stai spesso e ti alleni. Si riparte da Lignano. Sì, si riparte da Lignano, è il primo appuntamento internazionale dopo il periodo della pandemia e appunto propedeutico al grande evento di quest'anno che sarà la Paralimpiade. Gioco in casa perché io mi alleno proprio in quella piscina, quindi per me è un onore onorare l'Italia e anche la mia società di appartenenza, cioè la Polizia di Stato, nella piscina in cui mi alleno. E quest'anno, dal momento in cui sono ricominciate le gare, la possibilità di fare gare, ci siamo comunque sempre confrontati a livello nazionale, e poter rivivere l'ambiente internazionale, gli atleti internazionali, gli avversari internazionali che poi ci sono nei grandi palcoscenici è sicuramente qualcosa di positivo anche per la nostra preparazione, oltre che fisica anche mentale. Che significato ha per te appunto che ci si possa allenare a Lignano e che comunque il Friuli ospiti questo progetto e questa collaborazione tra un'azienda e la federazione? Beh, sicuramente il gruppo Danieli e la Federazione Italiana Nuoto Paralimpico sono 2 leader a livello mondiale e si uniscono appunto per creare qualcosa di grande. Potersi allenare e poter fare questo collegiale nella piscina dove mi alleno è sicuramente qualcosa di importante anche per, diciamo, tutta la struttura che c'è proprio a Lignano e che permette anche a una grande nazionale come la nostra di poter svolgere tutto in sicurezza anche in questo periodo. Basket, grande appuntamento questa sera per la Web Gesteco che ospita la storica Sutor Montegranaro. Ce ne parla Davide Micalic. Sutor è una società veramente storica che ha fatto per tanti anni scritto pagine importanti del basket in quella zona. È un altro privilegio per noi affrontarla, ma proveremo a batterla perché siamo in bomba, perché siamo carichi a 1000, perché abbiamo voglia di fare queste 4 partite che mancano fino a fine stagione regolare al massimo, perché ormai siamo in ballo e si balla. Vogliamo vincere, vogliamo mantenere inviolato il Palagesteco, vogliamo arrivare all'11ª di fila e continuare a guardare dall'alto perché non soffriamo di vertigini e perché abbiamo voglia di continuare a sognare. Questo deve essere sempre un punto di partenza per noi, la forza di giocare fra le nostre mura con la consapevolezza che abbiamo una marcia in più. E credo e spero, quando potremo avere anche il pubblico, che le marce in più diventeranno 2. Per ora è tutto, l'informazione torna alle 19. Buon pomeriggio.